qui davanti. Fra Antelao, Marmarole e Spalti di Toro, un percorso che unisce spiritualità a natura selvaggia. Benvenuti nel Cadore! Si parte dal lago di Centrocadore, nei pressi di Domegge, e il giusto segnavia da seguire è il 347, che si inoltra in questo piacevole bosco, in direzione del rifugio Eremo dei Romiti. Primo cambio di sentiero, abbandoniamo la comoda strada larga forestale in luogo di questo sentiero denominato Via Crucis, che come dice appunto il nome parte ben più deciso. Questo comunque non è un semplice sentiero, ma praticamente un percorso che nei secoli scorsi era intrapreso da monaci e pellegrini in cerca di silenzio. Abbiamo aprile, ogni goccia un barile. Recita così un popolare proverbio contadino in riferimento alla instabilità meteorologica che caratterizza proprio questo mese. Oggi il tempo non è propriamente dalla nostra parte, velature stese sopra di noi che renderanno comunque magari ancora più suggestivo il luogo che dovremo raggiungere, ovvero l'Eremo dei Romiti. Nel pomeriggio sono comunque previste anche delle piogge, quindi dei rovesci, e vada come vada. Lungo il sentiero sono installate le 15 stazioni della Via Crucis, in legno intagliato e decorato, e ci permette di raggiungere la sommità del Monte Froppa, dove appunto è situato l'Eremo dei Romiti, fondato a inizio Settecento da tale Giovanni Maria Pinazza, giovane di Domegge, che decise di ritirarsi appunto in cima a questo monte da eremita. Ecco appunto da dove deriva il nome di Romiti. Ed è alla stazione numero 11 che mi sorge una spontanea riflessione. La montagna non è fatta solo di panorami e di orizzonti infiniti, è fatta anche di silenzi e di introspezione, almeno lungo questo sentiero che
comunque uno sia credente o meno, è qualcosa comunque di suggestivo. E giusto per usare un eufemismo, siamo tutti inchiodati allo smartphone, tutti connessi con tutto. Ma quanto tempo realmente connessi con noi stessi? È quasi finita la Via Crucis. Dai, non è difficile. Ma dopo ci aspetta il Troie dell'Orsa. Sai cos'è? No. Meglio. Un capitello in muratura, poco prima del rifugio, rappresenta l'ultima stazione della Via Crucis. In circa un'ora di semplice trekking raggiungiamo il rifugio Eremo dei Romiti, situato sulla sommità del Monte Froppa. Domani comunque c'è una ricorrenza speciale, sarà il 20 di aprile e quindi saranno 216 anni da quando l'ultimo frate chiuse la porta di questo eremo per colpa dei decreti napoleonici, per tornare quindi nel caos del mondo ed abbandonare questo luogo mistico e silenzioso. Caos del mondo che non è per nulla cambiato. Da qui si dovrebbe vedere anche un panorama su tutto il centro Cadore, con il re delle Dolomiti, l'Antelao protagonista, ma oggi queste nuvole lo avvolgono, ma contribuiscono a rendere ancora maggiormente suggestivo questo luogo che già di per sé lo è. Ma quindi ci sono le vipere? Ebbene sì, 2 tipi, neanche uno. E sicuramente in stagione io le trovo, perché io le devo sempre trovare. Se dovessi trovarla, meglio quella bianca o quella nera? Meglio strapiombo. Insomma, oddio. Ognuno ha le sue fobie. Abbandoniamo quasi subito il rifugio perché questi nuvoloni che ci circondano promettono pioggia e almeno secondo le previsioni nel pomeriggio dovrebbe arrivare. Ci sarebbe comunque, si aprirebbero comunque diverse possibilità, quella di scendere verso il nostro punto di partenza attraverso la più comoda strada forestale e quindi di fare un anello più semplice, di salire fino al bivacco Montanel, al Col Buffon,
noi, viste le condizioni meteorologiche e senza rinunciare a un po' di anima wild, intraprendiamo il Troy delle Orse, che rispetto al precedente è di livello sicuramente sempre escursionistico, leggermente esposto e al momento abbastanza segnato. Da considerare che comunque non è ufficiale CAI, quindi sulla mappa tabacco è segnato con un tracciato, classico tracciato nero tratteggiato. Un po' il postino, Sì, un po' spostino lo è, sì. dai, proprio. Sì, quindi questo sentiero da porre maggiore attenzione. Sì. Sicuramente con la pioggia questo sarebbe maggiormente insidioso. È molto selvaggio comunque. Giusto per capire di cosa si tratta questo sentiero, che sarà largo più o meno mezzo metro, sì e no, è composto comunque da radici di questi abeti che compongono questo bosco, e comunque sia bisogna prestare, come dicevo poc'anzi, attenzione, perché cadere qua sotto, a meno che uno non si aggrappi a qualche albero, a qualche ramo, sicuramente non è piacevole. Bisogna prestare attenzione dove si mettono i piedi. Hai visto che c'è qui davanti? Com'è? Ma neanche tanto freddo. Quasi piacevole. Come le vipere? No. È un peccato non potersi soffermare di più in questi luoghi così silenziosi, che offrono un aspetto sia naturalistico che di carattere antropologico. Pannelli illustrativi lungo il percorso ce ne indicano il suo passato. Qui infatti si estraeva, oltre al carbone, anche il mugoglio, che è ricavato dal pino mugo, è un olio essenziale. Tuoni minacciosi all'orizzonte ci impongono di accelerare il passo e arrivare giù il prima possibile. Peccato. Giunse così anche la pioggia, per dare invece un riferimento geografico. Ci troviamo al confine con il Friuli, quindi dove abbiamo già intrapreso in una delle nostre ultime uscite il trekking a Rifugio Padova.
quindi poco distante dagli spalti di Toro e anche dal rifugio Cercenà. Scende la pioggia, ma che fa? Amo la vita più che mai. Buon appetito, signori! Dopo pranzo al sacco, al riparo dalla pioggia, da uno di questi masi, di questi fienili che si incontrano una volta usciti dal Troie dell'Orse, che rappresentano il simbolo anche qui nel Cadore di una civiltà contadina e montanara in tempi lontani. Infatti questa era una zona in cui era dedita all'alpeggio estivo e quindi queste strutture sia in legno che di pietra venivano utilizzati per la raccolta e lo stoccaggio del fieno. Ci rimettiamo quindi nuovamente in marcia seguendo le chiare indicazioni su questo sentiero, che è praticamente un sentiero largo, boschivo, privo di difficoltà tecniche, il sentiero 345 per l'esattezza. Ci sono masi, quindi fienili, alcuni ben tenuti, alcuni sicuramente meno. Ognuno di loro comunque ha sicuramente una grande storia alle spalle, ed attraversarli mentre stiamo scendendo nuovamente al lago di Centro Cadore è qualcosa di molto suggestivo. La pioggerella comunque è un sottofondo perfetto. Il panorama oggi non sa da fare proprio, ma va bene lo stesso. Ultimi cambio di sentieri. Abbiamo intrapreso prima il 345 e successivamente il 347, che sono praticamente i sentieri che conducono al rifugio Padova e Cercenà. Trekking che abbiamo intrapreso giusto qualche settimana fa, che se volete recuperarli li trovate nella playlist delle Dolomiti del Cadore. Rieccoci quindi al nostro punto di partenza, ed ecco anche quindi qualche aspetto tecnico. Il sentiero Via Crucis che conduce al rifugio Eremo dei Romiti è sicuramente il tratto dove è maggiormente concentrato il dislivello. Il secondo tratto, quindi il sentiero Troie dell'Orse, è sicuramente il sentiero il pezzo più tecnico, in cui richiede maggiore attenzione e cautela nell'affrontarlo. Potrebbe rendersi maggiormente insidioso qualora il fondo fosse bagnato dalla presenza delle radici degli alberi. Noi vi ringraziamo per aver riscoperto con noi un pezzo di storia del Cadore che resiste dal Settecento, di averci accompagnato anche in questa avventura che, come sempre, se vi è piaciuta, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!